Allora, siamo qui con Massimo Tataranni del Breganze, vero mattatore per il Breganze e spina nel fianco per la FP Giovinazzo. No, vabbè, dai, sapevamo che era una partita difficilissima, comunque ci giocavamo tanto sia noi che loro, è stata bella equilibrata, peccato sul 2-0, sbagliato il rigore e quello poteva fare la differenza, cambiava 3-0, finire il primo tempo 3-0 sarebbe stato meglio, però dai, l'hockey si può anche sbagliare, è stata una partita combattuta e questo anche per il pubblico è stato positivo. Sei venuto via da Vercelli per dare una mano a questi ragazzi proprio per giocarsi i play-out e per portarli alla salvezza. Stessa cosa vale per i tuoi due ex compagni di squadra, Mattugini e Xavi Rubio per la FP Giovinazzo, quindi ora vinca il migliore nei play-out. Ma sì, no, il play-out è un altro campionato. Ora dobbiamo cercare di fare più punti possibili, quelli che sono rimasti, e poi giocarcela tutta i play-out. Sicuramente ce la giocheremo con il Giovinazzo e che vinca il migliore, perché comunque siamo due buone squadre. Non c'è differenza con le altre, perché poi alla fine non perdiamo di 10 gol con tutti, sia noi che l'AFP, quindi con l'aiuto dei noi arrivati sia a Giovinazzo che a Breganze vogliamo dare una mano, quindi come ho detto che vinca il migliore. Infatti hai ragione, sabato scorso avete fatto una grande prestazione, oggi altrettanto, la stessa cosa ha fatto il Giovinazzo andando a Monza a espugnare il campo del Monza, oggi un pareggio contro di voi, ora l'AFP riposerà mentre giocherà poi lo spareggio ancora col Montebello che è a soli 3 punti dal Monza proprio, quindi se la giocano Monza e Montebello per l'ultima squadra che dovrà disputare i play-out. Sì, sappiamo che anche quelle che sono davanti non sono tantissimo davanti, quindi anche loro devono giocarsela, sia il Monza che il Montebello. Non c'è differenza tra le due squadre, poi comunque come ho detto ne ho già giocate soprattutto i play-off. Play-out forse sarà la prima volta e sarà bello anche provare perché io assieme alla mia squadra tutti siamo convinti che possiamo arrivare a fare il risultato e salvarci. Auguri. Grazie anche a voi.